Allora, Passu Passu è un film girato nel 2021 lungo la via Francigena, insieme a un gruppo di persone con autismo con le quali collaboro ormai da quasi 15 anni. Abbiamo realizzato anche altri documentari insieme e si concentra molto sul rapporto delle persone adulte con autismo con le proprie famiglie, i propri genitori, anche nell'ottica di un possibile dopo di noi, quindi di quello che succederà dopo, diciamo, il cammino della vita dei genitori e del rapporto molto particolare che esiste tra le persone con disabilità in generale e i propri caregiver e i propri familiari. Arriviamo al 2025 perché diciamo che questo film ha una vita produttiva abbastanza complicata, è stato completamente autoprodotto da Immediazione, Filippide Sud Sardegna e Diversamente ODV, che sono diciamo, i tre enti che hanno finanziato questo percorso che ha coinvolto anche diciamo, altri professionisti oltre a me, però io diciamo, ho seguito tutto il percorso dell'ultima parte della via Francigena, quindi da diciamo, la parte nel Lazio fino ad arrivare a Piazza San Pietro e incontrare il Papa. Di mio c'è sicuramente lo sguardo intimo al rapporto tra queste persone, cioè quello che non viene raccontato solitamente nei film o comunque nei racconti sulla disabilità. Quindi molti silenzi, molto rapporto appunto, delle persone con la natura e anche poche parole, nel senso che molto il film è basato sulle immagini e sul rapporto che esiste tra le persone anche nei semplici gesti, negli sguardi, nella quotidianità. Quello che c'è di personale è il mio sguardo sull'alterità, cioè su tutto ciò che non è massa, che non è la maggioranza delle persone. Sono molto interessato anche personalmente a tutti quei percorsi che non sono i percorsi canonici che fanno tutti quanti. Quindi ho lavorato nel tempo con l'autismo, con le disabilità visive, sulla sordità, sulla migrazione. E il mio rapporto diciamo, con il mondo dell'autismo e delle persone che vivono dentro l'autismo e dello spettro autistico è un rapporto che c'è da tanto tempo, che ho iniziato appunto nel 2011, sempre con queste persone che poi nel frattempo siamo cresciute insieme, siamo cresciute personalmente ma anche siamo cresciute all'interno di questa produzione di film, perché ormai questo è, se non sbaglio, il quarto film che facciamo insieme. E adesso arriviamo a quelle, insomma, sono tutti grandicelli, quindi arriviamo tutti quanti a porci quelle domande che ci si deve porre nelle diverse fasi della vita.